Ciao, oggi preparo il vitello tonnato o vitel tonné. Contrariamente a quello che si pensa, è un piatto italianissimo, tipico del Piemonte. Ufficialmente viene consumato come antipasto, ma in realtà è un ottimo secondo piatto in quantità più abbondanti. Vediamo gli ingredienti necessari. Ci serviranno 700 g d'acqua, 200 g di vino bianco, 600 g di magatello o tondino, in questo caso ho scelto il magatello, 30 g di capperi dissalati, 6 acciughe, dell'aceto balsamico a piacere, mezza cipolla, 200 g di tonno, una carota, un gambo di sedano, un rametto di rosmarino, 2 foglie d'alloro, il succo di mezzo limone, 3 uova sode, sale quanto basta e olio extravergine d'oliva quanto basta. Iniziamo inserendo all'interno del boccale la carota, il sedano, il rosmarino, le foglie d'alloro e 2 chiodi di garofano. Inseriamo la mezza cipolla e i 700 g d'acqua. Portiamo a ebollizione 8 minuti, 100 gradi, velocità 1. Adesso inseriamo all'interno del boccale il cestello e adagiamo al suo interno i 600 g di magatello. Gli versiamo sopra i 200 g di vino bianco, richiudiamo il boccale e impostiamo 40 minuti, temperatura varoma, velocità 1. Trasferiamo ora il magatello in una pirofila insieme al suo liquido di cottura. Mentre lo lasciamo raffreddare, prepariamo la salsa. Senza lavare il boccale, inseriamo all'interno le 3 uova e i 200 g di tonno. E impostiamo 10 secondi, velocità 5. Adesso inseriamo all'interno del boccale 150 g di brodo di cottura del magatello. Inseriamo i 6 filetti di acciuga scolati dall'olio e 30 g di capperi. Tengo un po' da parte per l'impiattamento finale. E il succo di mezzo limone. Un filo d'olio. Richiudiamo il boccale e impostiamo 1 minuto, velocità 5. E la salsa tonnata è pronta. Una volta che il vitello si è raffreddato, lo tagliamo a fettine sottili. Se lo avete, potete utilizzare un'affettatrice oppure un coltello elettrico. Prima di mettergli la salsa, se vi piace, potete mettergli sopra qualche goccia di aceto balsamico. Lo spargete con la salsa tonnata che abbiamo appena preparato. Diamo l'ultimo tocco con i capperi. Il vitello tonnato è pronto. Grazie per aver guardato questa videoricetta, vi auguro buon appetito e ci vediamo alla prossima!